Buongiorno a tutti, sono Silvia Oliva della Fondazione Nord-Est e mentre aspettiamo che rapidamente le diverse persone che si sono iscritte a questo incontro possano accedere a questa sala convegni virtuali, permettetevi di darvi un grande benvenuto, diciamo in qualche modo a casa della Fondazione Nord-Est che ha scelto di accompagnare questo Open Day dell'ITS Academy Turismo del Veneto. Non è una scelta casuale questa nostra volontà di accompagnare l'ITS perché da tempo come Fondazione Nord-Est riteniamo che il mondo degli ITS rappresenti oggi il vero punto d'incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola e che permetta di avere quella formazione che oggi diventa sempre più indispensabile, sempre più necessaria per corrispondere a quelle necessità di competitività e per acquisire quelle competenze, capacità e abilità che oggi sono richieste dal mondo delle imprese. Questo è tanto più vero oggi nel mondo del turismo, che in questa fase sta sicuramente vivendo un momento intenso che richiederà grandi capacità imprenditoriali e grande capacità di tutto il mondo dei suoi collaboratori per veramente dare una risposta diversa in termini anche di capacità di accoglienza, di capacità di nuovi strumenti e di nuove modalità di accoglienza dei turisti. Quindi volentieri abbiamo ospitato questo incontro perché sappiamo che il mondo delle imprese, in questo Confindustria Veneto, ha sempre avuto un occhio di riguardo, il mondo delle imprese osserva il mondo degli ITS come veramente un bacino importante per quanto riguarda la capacità di trovare i veri collaboratori che oggi possono aiutare la loro competitività. Vi ringrazio quindi di aver pensato alla Fondazione Nord-Est come un partner di questa iniziativa, ringrazio ovviamente il direttore, la direttrice e il presidente per questa occasione e mi metto in ascolto anch'io di questa giornata importante e auguro a tutti una buona partecipazione e ai relatori un buon lavoro. Grazie a te Erika Scopel. Passo subito la parola al presidente Massimiliano Schiavon. Allora, grazie Silvia della Fondazione Nord-Est soprattutto per l'ospitalità oggi in questa giornata che vede 350 iscritti, quindi devo dire decisamente un grande successo e significativo di una grande attenzione nei confronti della Fondazione ITS Turismo Veneto che mi onoro di rappresentare. Il mio compito è quello di portarvi un saluto della Fondazione. Poi ovviamente lasceremo spazio a quelli che sono, diciamo, gli ospiti di oggi e poi il mio direttore Enrica Scopel mi darà qualche ragguaglio tecnico, però voglio cogliere l'occasione per ringraziare in particolare appunto Luca Boccato, che oltre a essere un collega è anche un amico del gruppo HNH, e Andrea Cartapatti, che è uno stimato professionista, attualmente diciamo, collabora con la Blue Hotels per quanto riguarda un settore del food and beverage. Due temi, quello dell'hospitality e del restaurant business management, che sono il nostro core business attualmente della Fondazione. Io dico solo questo, oltre al saluto, credo che possiamo parlare oggi di una straordinaria opportunità, al di là del momento difficile che stiamo attraversando tutti quanti. Ho raccolto le domande di qualche corsista nei giorni scorsi, se vogliamo anche un po' preoccupato della situazione, preoccupato soprattutto degli effetti che l'impatto che questo coronavirus Covid-19 ha avuto nel nostro settore possa avere anche degli effetti su delle opportunità che diciamo, i nostri corsi oggi garantiscono ai propri corsisti. La mia risposta è assolutamente sì, l'impatto diciamo, e l'effetto ci sarà, ma se mi consentite sarà un effetto assolutamente positivo, perché oggi più di ieri, quando noi abbiamo fatto una scelta precisa sull'hospitality management e sul restaurant business management, dicevo oggi più di ieri queste due figure assumono una grande importanza per quella che sarà tutta la comunicazione che le aziende dovranno andare a ristrutturare e a ripensare la loro diciamo, offerta e anche per quanto riguarda il ripensamento, se vogliamo, del modello di ristorazione al quale fino a ieri eravamo abituati. Quindi ecco, i due temi sono assolutamente centrali. Direi che siamo arrivati forse con un anticipo, con una certa lungimiranza, ma oggi questi due temi sono due temi fondamentali per la ripartenza delle aziende del settore turistico. Quindi
detto in parole povere, credo si tradurranno in un'ulteriore e grande opportunità per tutti i corsisti che sceglieranno all'interno della nostra fondazione di affrontare questo nuovo percorso. Lascio anche un messaggio ai ragazzi che oggi assisteranno a questo primo appuntamento, anche della grande prospettiva che avranno, della grande opportunità e soprattutto delle aziende che cercheranno ancora di più di avvalersi di ragazzi che avranno una mentalità aperta, una disponibilità al grande cambiamento come quello che stiamo adesso affrontando. Quindi fiducia, assolutamente cercare di mantenere ottimismo. Siete all'interno di un sistema che ha dimostrato efficienza in passato. Stiamo facendo delle scelte importanti, innovative, anche con l'acquisizione di piattaforme tecnologiche che ci consentiranno ulteriormente di fare analisi di mercato e dare ulteriori opportunità. Quindi un grande in bocca al lupo a tutti, un buon lavoro auguro a chi mi seguirà e soprattutto i complimenti anche alle testimonianze dei nostri due corsisti che parteciperanno, Andrea Perrazzo e Mattia Boselli. Quindi un buon lavoro a tutti, un saluto dalla Fondazione e spero di rivedervi presto. Grazie Presidente Massimiliano Schiavon. Adesso la parola me la prendo tutta io per una brevissima presentazione e introduzione dei nostri ospiti di oggi. Intanto chi siamo noi? Siamo la Fondazione ITS Academy Turismo Veneto, una delle 104 fondazioni che in Italia si occupano della formazione post diploma, il post secondary. Diciamo che siamo anche la prima nel turismo, ci fregiamo di questo primo posto che ci è dato da monitoraggi fatti dal Ministero dell'Istruzione stesso, sia per quanto riguarda l'innovazione che noi portiamo annualmente alle nostre figure professionali, ma sia anche per l'occupazione molto elevata che noi abbiamo, rasenta il 100%. Questi due grossi risultati sono dati dal fatto che noi progettiamo i percorsi formativi insieme alle aziende e con le aziende li eroghiamo, perché la maggior parte dei nostri docenti, dei docenti della nostra faculty, arrivano proprio dal mondo del lavoro, aziende, professionisti, ma anche consulenti aziendali. Questo fa sì che i nostri percorsi siano esattamente tarati sui bisogni che oggi il mercato del lavoro ha. Questo è il motivo per cui oggi abbiamo invitato con noi due rappresentanti di questo mondo, Luca Boccato in rappresentanza del mondo dell'hospitality, amministratore delegato del gruppo HNH Hospitality, e anche per rappresentare il mondo del restaurant management Andrea Cartapatti. Andrea Cartapatti che non è solo l'F&B manager del gruppo Blue Hotels, ma è anche un nostro docente e quindi vi darà anche quello spunto in più rispetto alle informazioni che potrete cercare oggi. Insieme a loro ci sono due nostri diplomati, due ragazzi che si sono diplomati rispettivamente nei due settori. Avremo Andrea Perazzo per il corso Hospitality Management e Mattia Boselli per il corso Restaurant Business Management. Allora, io non indugio oltre, direi di iniziare questa nostra oretta insieme, lancio il video di presentazione della Fondazione e poi mi accingo a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sui nostri percorsi.
Eccoci di nuovo in onda. Io spero siate riusciti a vedere il video. Qualcuno ha avuto un problema tecnico di visibilità delle immagini, mi auguro che l'abbiate visto. In ogni caso è tutto presente sul sito internet che è itsturismo.it. Io adesso ve lo racconto. Vi racconto attraverso una presentazione che adesso salirà a monitor, così avrete anche una traccia da ricordare, e vi racconto la nostra fondazione, i nostri percorsi, i nostri partner e soprattutto i contenuti legati al turismo. Allora, il nostro percorso formativo è un ITS, sta per Istituto Tecnico Superiore. È la formazione, come dicevo prima, post diploma, voluta dal Ministero dell'Istruzione e supportata finanziariamente non solo dal Ministero, ma anche da Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo e da tutti quei partner, quei soci, non solo fondatori ma anche partecipanti, che supportano le nostre attività. È fatta da percorsi formativi in aula e da stage, quindi tirocini curriculari. I percorsi formativi in aula hanno una didattica assolutamente innovativa, fatta da esercitazioni, studio di case history, ma anche progettazione, quindi project work reali insieme alle aziende, spesso fatti proprio all'interno delle aziende. E poi le visite aziendali, i viaggi studio che vengono fatti in Italia e anche all'estero. Gli stage, come dicevo prima, e poi andiamo subito a vedere di che percorsi parliamo. Gli stage si fanno in Italia e all'estero. Se si fanno all'estero, ma di questo parleremo profusamente dopo, li facciamo in programma Erasmus+. Ecco, uno dei nostri ospiti di oggi, dei nostri diplomati, vi parlerà proprio di questo. Ecco, qui avete la presentazione dei nostri 3 percorsi formativi. Il primo è il corso in Hospitality Management, si trova nella sede di Jesolo, in provincia di Venezia, nella sede di Asiago, in provincia di Vicenza, e nella sede di Bardolino, in provincia di Verona. Il corso Restaurant Business Management si trova a Valleggio sul Mincio, provincia di Verona, e in provincia di Treviso. Il corso Tourism 4.0 nella sola sede di Jesolo, provincia di Venezia. Li vediamo nel dettaglio partendo dal primo. Allora, il primo corso, definito Hospitality Management, tocca tutti gli ambiti di quella che può essere l'offerta turistica. Quindi non parliamo solo di ospitalità alberghiera o extra alberghiera. Diffusamente parliamo di questo, ma non soltanto. Parliamo anche di travel. Vuol dire che parliamo di attività legate agli aeroporti e ai porti. Addirittura le lezioni legate a questi ambiti li facciamo dentro l'aeroporto e o dentro il porto. E poi parliamo di vettori aerei, vettori croceristici e quindi tutto l'ambito del trasporto legato al viaggio. Oltre a questo c'è tutta la parte dell'intermediazione, dal tour operating al tour organizer, fino alle agenzie di viaggio e alle OTA, quindi tutta quella che è la distribuzione del prodotto turistico singolo o aggregato. E poi c'è tutta la parte relativa alle destinazioni, con unità formative legate al destination management, al destination marketing, senza poi parlare di tutte le unità formative trasversali che trovate di marketing, revenue management, lingue, soft skills. Questo per darvi un po' una panoramica di quello che è il corso Hospitality Management, che come dicevo potete trovare nella sede di Jesolo, nella sede di Bardolino e nella sede di Asiago. Una specifica per la sede di Asiago, perché l'Hospitality Management della sede di Asiago, se avanziamo con le slide riusciamo a vederlo, l'abbiamo messo in verde così che possiate riconoscere la sua natura green. Avanti ancora di una slide ce lo troviamo. Dicevo, il corso di Asiago ha una curvatura, eccolo qua, legata al turismo montano e sportivo. Infatti tutte le unità formative riguardano proprio territori e aziende che hanno a che fare con questi 2 tipi di turismi. Lo stesso destination management e destination marketing è fatto per e con destinazioni montane, e le stesse unità formative legate all'event management sono fatte con
destinazioni ed enti che si occupano proprio di eventi, soprattutto sportivi. Ecco, questo per darvi anche la curvatura dei corsi all'interno dei territori. Il secondo percorso che noi proponiamo è il percorso legato al... Ah no, vi propone il 4.0, meglio ancora, andiamo col 4.0. Se vedete tutti il 4.0 vi spiego questo perché è molto affine al primo, cioè al corso Hospitality, ma è tutto spostato su un campo molto più innovativo, legato agli aspetti innovativi della tecnologia. Qui parliamo davvero di realtà virtuale, di realtà aumentata, di realtà immersiva. Qui parliamo anche di big data. Prima il Presidente vi ha accennato all'uso che faremo sempre di più di piattaforme per il monitoraggio dei vari aspetti del turismo partendo dai dati. Ecco, questo è il corso in cui più di tutti si affrontano queste tematiche, senza contare tutto il mondo digital e social che qui viene ovviamente maggiormente speso. Quindi aziende, parliamo delle aziende di cui dicevamo prima, hospitality, extraalberghiero, ma anche travel, trasporti, agenzie, tour operating e così via, ma molto spinte verso l'innovazione e la tecnologia. Anche aziende tecnologiche entrano qui a fare formazione nelle nostre aule. Il terzo percorso è il percorso rosso, il percorso in Restaurant Business Management, ed è un corso dedicato proprio al Food and Beverage Management, quindi alla gestione, comunicazione e vendita del prodotto food e o del prodotto beverage. Vuol dire l'individuazione, intanto tutta la parte legata alla gestione, quindi al costing e all'analisi rispetto a dei prodotti di questo tipo, ma anche tutto lo studio e la proposta di canali di comunicazione e di vendita dedicati. Stiamo parlando di ristorazione, ma non solo. Stiamo parlando anche di catene, stiamo parlando di ristorazione alberghiera, stiamo parlando di produttori agroalimentari, vedi le cantine vitivinicole che sempre di più si aprono al mondo dell'ospitalità e della vendita, come dire, personalizzata di prodotti, non solo di persona, anche usando il sistema online. Questo ci ha spinto 4 anni fa, 5 anni fa ormai a progettare questo percorso assolutamente calzante per le esigenze del mercato, dei mercati di riferimento della ristorazione, ma ripeto anche della produzione agroalimentare, per potersi proporre in mercati sempre più competitivi in maniera sempre più professionale. Ecco, questa è un po' una panoramica rispetto ai 3 percorsi formativi che abbiamo, come avete visto, in 5 sedi diverse. Noi abbiamo il quartier generale, diciamo così, la base su Jesolo, però poi i corsi li sviluppiamo, come avete visto, su Bardolino, Valeggio sul Mincio, Asiago e Treviso. Ecco, detto questo, i corsi non sono fatti, come dicevo prima, di sola didattica, seppur innovativa, e di cui parleremo con qualcuno dei nostri ospiti. Sono fatti anche di questa parte di viaggi e di tirocini in Italia e all'estero. I viaggi studio sono una parte importantissima perché fanno proprio parte del programma formativo e vengono fatti in destinazioni e in aziende all'interno di queste destinazioni che sono assolutamente target per il percorso formativo di riferimento, che si tratti dell'hospitality, che si tratti del restaurant o del 4.0. Anche gli eventi di settore fanno parte della nostra offerta formativa, eventi ovviamente presenti nel nostro territorio nazionale organizzati da altri. I più grandi eventi di settore noi cerchiamo di coprirli tutti a seconda del percorso formativo, e in più c'è da dire anche un'altra cosa, che siccome di eventi noi ci occupiamo anche, facendovi un esempio, l'unità formativa Event Management non solo è un'unità formativa metodologica, ma è anche applicata, nel senso che davvero i ragazzi dei secondi anni si cimentano nella realizzazione di un vero evento erogato con un committente
che richiede l'evento in una location, il committente siamo noi e l'evento in discussione è proprio la chiusura, l'evento di chiusura dell'anno accademico della fondazione. Quindi ogni anno questo grande evento da 250 persone viene organizzato ovviamente dal nostro consulente in event management, ma facendo lavorare i nostri ragazzi a proposito di applicazione e di inserimento diretto nel mondo del lavoro. Ecco, detto questo, l'Erasmus che abbiamo citato prima, ecco, a proposito di percorso formativo e come dicevo, gli stage si fanno in Italia e all'estero. Ecco, gli Erasmus sono un tassello importantissimo del nostro percorso, sono questi periodi che vengono fatti di tirocini curriculari all'interno di aziende straniere in modalità, in programma appunto Erasmus+, quindi con una borsa di studio a copertura del progetto, dello stage. Ecco, detto questo io passerei a una rapida sintesi dell'offerta formativa per farvi capire puntualmente, soprattutto poi se ci sono dei giovani interessati o anche dei genitori che, curiosi rispetto alla nostra offerta formativa, il percorso è un percorso biennale. E in realtà ci sono 4 mesi fatti in aula e 2 mesi e mezzo fatti in azienda, scaglionati su ottobre, marzo aula, marzo, maggio azienda, in modo da avere l'estate libera, libera per il lavoro, libera per andare all'estero. La durata quindi complessiva è di 1800 ore, in cui vedete 1000 ore sono d'aula, 800 di stage, più o meno un 60-40%. In questo momento l'aula noi l'abbiamo tutta spostata nella modalità online e di questo vi parlerò tra un attimo. La frequenza è obbligatoria. Perché la frequenza è obbligatoria? Perché questo è un percorso formativo a numero chiuso, quasi completamente spesato. Il valore di mercato di questo master è di oltre 9.000 euro. Bene, alle famiglie noi chiediamo 500 euro il primo anno e 500 euro il secondo anno, con il rischio di vedersi restituire i 500 euro del secondo anno da una borsa di studio se il corsista è meritevole. Questo è il motivo per cui numero chiuso, questo è il motivo per cui la frequenza è obbligatoria. Nelle selezioni che noi facciamo a inizio percorso selezioniamo i 25 più motivati proprio per questo motivo. Il titolo rilasciato, ve lo dicevo all'inizio, quinto livello della European Qualification Framework, cioè tecnici superiori, post diploma, si chiama post secondary così nel gergo internazionale. Quel quinto livello che in Italia non avevamo. Voi ragazzi vi diplomerete tra poco e ce l'auguriamo tutti nel breve tempo, nel minor tempo possibile, vi diplomerete e arriverete a un quarto livello IQF. La laurea è un sesto livello IQF. In Italia mancava il quinto. Il quinto livello è stato coperto appunto dall'offerta formativa ITS. Questo è il motivo per cui il Ministero dell'Istruzione insieme al Ministero dello Sviluppo Economico hanno spinto per avere questi ITS. Delle borse di studio vi ho parlato, chi se la merita ce l'ha e sono felice di annunciarvi che i nostri due ospiti, i nostri due ragazzi di oggi sono stati assegnatari di borse, quindi saranno una testimonianza ulteriore e quindi direi che potrei passare a farvi vedere un piccolo prodotto fatto dai nostri corsisti del corso di Bardolino proprio sulla formazione online. Adesso io ho 12 classi di master online, 6 del primo anno e 6 del secondo anno, ancora oggi in aula, anche domani. Noi per tutto il mese saremo in modalità FAD, formazione a distanza. Bene, i ragazzi di Bardolino si sono dilettati nel corso di videomaking a fare questo piccolo video ad uso ovviamente nostro, ma io lo condivido volentieri con voi per farvi vedere il clima nelle nostre aule e nel nostro ITS.
Eccoci rientrati, ringrazio Marco Gallinelli, che è nello specifico il corsista che si è dato da fare per sviluppare questo piccolo prodotto video, e mi accingo a presentarvi i nostri ospiti aziende. Non rubo neanche un minuto a Luca Boccato, amministratore delegato del gruppo HNH Hospitality, azienda socia della Fondazione. Luca ci mette sempre a disposizione anche dei propri collaboratori per le docenze. Ecco, giusto per farvi vedere, toccare con mano che quello che vi ho raccontato poco fa è tutto vero. Quindi lascio con piacere la parola a Luca, che ringrazio per essere intervenuto in questa giornata, e lascio alle sue parole dirette la testimonianza. Grazie. Grazie Enrica, grazie anche al Presidente Massimiliano Schiavon per l'invito di oggi. Devo dire che ho colto l'invito, spero mi sentiate bene, ho colto l'invito con entusiasmo perché il momento particolare che sta vivendo il nostro settore indubbiamente mi ha portato a riflettere ancora più, se possibile, sull'importanza della formazione e sull'importanza anche della selezione di nuove risorse in un settore delicato come il nostro. Io credo che l'opportunità che mi viene data oggi vorrei trasferirla alle persone che stanno seguendo questo webinar, questa presentazione, come anche un segno di ottimismo verso il futuro. E credo che l'opportunità dell'ITS sia un'opportunità concreta che oggi il mercato offre in un contesto di mercato, quello della formazione, molto frammentato e anche di difficile comprensione. Io credo che l'ITS sia una buona opportunità perché il nostro settore ha sempre pagato in passato un gap in termini di formazione rispetto ai nostri settori concorrenti. L'ospitalità è sempre stata considerata un settore nel quale la formazione non aveva un ruolo importante primario e invece si basava molto sull'esperienza sul campo da parte di molte delle persone che vi operavano. Oggi questo contesto è profondamente cambiato. Le tecnologie, soprattutto il web con tutte le sue implicazioni, ha avuto un impatto notevole sul nostro settore e oggi abbiamo una fame disperata di persone con elevate competenze formative. Questo perché purtroppo il nostro settore è un settore che sempre di più ha avuto a che fare con una grande quantità di dati e di informazioni, quelle che oggi in modo un pochino più pomposo chiamiamo big data, ma anche perché il ruolo concreto che il web ha avuto nei modelli distributivi e nelle logiche distributive ha effettivamente avuto un impatto notevole, molto più di quanto non abbia avuto in altri settori nei quali sin dall'inizio invece si prefigurava un'elevata rilevanza delle nuove tecnologie. Quindi oggi noi cerchiamo disperatamente persone che abbiano competenze sia teoriche che pratiche più elevate di quanto avvenisse un tempo. Questo perché poi inevitabilmente nei modelli organizzativi abbiamo anche sempre di più creato funzioni specialistiche, quindi funzione, era citate prima Enrica nella presentazione, figure di revenue management, figure di controllo di gestione, aggiungo io, figure di pianificazione, di organizzazione, ma più in generale è alla base anche del modello organizzativo dell'ITS figure di management, quindi figure che abbiano la capacità non solo di organizzare una funzione, un ruolo, ma anche di organizzare delle persone. Questo oggi è fondamentale, questo oggi è quanto mai necessario nel nostro settore e sempre di più dobbiamo avere la capacità di volerci dotare di una formazione completa e strutturata prima di entrare concretamente ad operare nel nostro settore. L'ITS in questo senso è un'ottima risposta, a mio modo di vedere, anche per la capacità che ha avuto nel tempo di interagire e di collaborare direttamente con le aziende. Spesso alcune delle attività di formazione che mi è capitato di vedere che hanno l'ambizione di formare nuove risorse per il nostro settore si sono dimostrate troppo scollegate in senso pratico rispetto alle esigenze delle aziende che operano concretamente sul campo. L'ITS in questo ha sempre avuto una capacità di ascoltare le aziende e chiedere loro anche concretamente di intervenire. Io sono sempre molto favorevole quando l'ITS chiede di mettere a disposizione le nostre risorse per fare attività di aula e di formazione.
Questo perché credo che sia importante per noi identificare i nuovi talenti che sono presenti sul mercato e che si affacciano al nostro mercato, ma anche perché abbiamo il dovere di orientare l'ITS verso quelli che sono sempre di più le esigenze che emergono e che cambiano nel nostro settore. Non ci dimentichiamo, e questo è molto importante, che il nostro la nostra è una industria in continua evoluzione. Quello che stiamo vivendo in questi giorni non sarà qualcosa di irrilevante o di influente nel lungo periodo rispetto alle tendenze del nostro settore. Oggi le aziende come la nostra stanno vivendo questa fase emergenziale. Noi siamo un gruppo che opera in una decina di città con 14 alberghi in questo momento, e in questo momento purtroppo sono tutti chiusi. Ma stiamo operando non solo per riaprire gli alberghi non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, ma anche per capire l'effetto che ha la situazione attuale sulle tendenze di lungo periodo. In questo senso il cambiamento che ci aspettiamo è un cambiamento significativo, per capirci non molto diverso dall'impatto che ha avuto sul sistema la crisi precedente che ha affrontato il nostro settore, che è quella del 2009. Ecco, la presenza di una realtà come l'ITS e la possibilità che ci offre di interagire direttamente con gli studenti, interagire direttamente con il loro percorso di formazione, a mio modo di vedere oggi è un'opportunità molto buona, molto valida, non solo per gli studenti che si affacciano al mercato del lavoro, ma anche per le aziende che hanno così la possibilità di orientare rispetto ai propri bisogni la formazione. In questo permettetemi anche di dare una nota di ottimismo e di speranza in questo senso, anche in ragione del fatto che l'opportunità che oggi le persone che vivono l'esperienza di una scuola di formazione come quella dell'ITS hanno rispetto alle proprie scelte personali. Indubbiamente il 2020 sarà un anno molto difficile per il nostro settore e probabilmente anche con basi occupazionali ridotte, ma la tendenza di medio periodo è quella di un ritorno ai livelli occupazionali di un tempo, quindi quelli pre-Covid e quindi pre-2019. Io credo che la possibilità da parte di un giovane che si affaccia e che è di fronte alla scelta se entrare nel mercato del lavoro o se migliorare ulteriormente la propria formazione sia una scelta importante, e credo che se fosse mio figlio, che fortunatamente ha qualche anno in meno, spingerei perché facesse un percorso adeguato che gli permetta tra un anno o 2 anni, come nel caso di ITS, di essere presente sul mercato del lavoro con maggiori competenze e con maggiori skill. Quindi non consideriamo la situazione attuale, che tutti noi speriamo essere una situazione provvisoria, contingente, come una situazione duratura. Penso che l'opportunità di formazione sia un'opportunità importante che vada colta, e quindi invito tutti i ragazzi che stanno valutando questa come un'opportunità, se hanno un interesse forte nel nostro settore, a considerarla in modo molto concreto. Concludo dicendo che il nostro resta un settore molto interessante dal punto di vista lavorativo. Mai come in questi giorni ci stiamo accorgendo di quanto sia il nostro settore fortemente labor intensive, quindi con elevate possibilità occupazionali, con elevate possibilità di crescita personale all'interno del settore e con una tendenza molto forte a coinvolgere soprattutto giovani e soprattutto persone molto motivate e con un forte orientamento al lavoro di gruppo e al problem solving. Quindi spero veramente che nei prossimi anni riusciremo ancora di più di quanto abbiamo fatto in passato a contribuire alla formazione dell'ITS, ma anche a sfruttare, lasciatemi usare questo termine in senso positivo, le risorse che verranno formate. Grazie. Grazie a te Luca. Messaggi chiari, forti e soprattutto positivi. Industria in evoluzione, adattamento al cambiamento e poi l'elevata possibilità di crescita. Ecco, direi che queste highlight sono da sottolineare. E poi la motivazione, lo ha detto Luca poco fa, la motivazione è la spinta che muove qualsiasi tipo di percorso, ed è quella che noi cerchiamo nei nostri giovani proprio al momento della selezione. A proposito di questo e anche d'altro ci parlerà Andrea Cartapatti. Andrea Cartapatti è direttore Food and Beverage del gruppo Blue Hotels e, come dicevo poco fa, è anche un nostro docente. Andrea, tu mi senti? Sì, sentirti sì, non so se voi mi vedete. Forse non lo vediamo, ma ti sentiamo molto bene, quindi ti lascio la parola.
Grazie Enrica, gentilissima, bentrovati a tutti, ringrazio il Presidente, ringrazio Enrica per questa opportunità, è sempre interessante portare l'esperienza che si vive quotidianamente all'interno dell'azienda al servizio di ragazzi che stanno intraprendendo un percorso o che si stanno specializzando in un percorso che hanno già intrapreso. Due parole per presentarmi, mi chiamo Andrea Cartapatti, ho 53 anni e sono di Treviso e da giugno del 2015 ricopro la carica di direttore Food and Beverage del gruppo Blue Hotels, che è una compagnia alberghiera presente un po' in tutto il territorio nazionale, con oltre 30 strutture, compagnia storica aperta da 30 anni, purtroppo anche noi, come diceva prima Luca, al momento con tutti gli alberghi chiusi. Dal punto di vista ristorativo, che chiaramente è il punto di mia competenza, sviluppiamo dei numeri importanti perché la compagnia sviluppa 1.100.000 presenze che corrispondono a circa 1,5 milioni di pasti serviti. Personalmente, per dare un piccolo incipit di quello che è stato il mio avvicinarmi da ragazzo al lavoro ai ragazzi che si stanno avvicinando oggi come oggi, il mio è stato un approccio che è iniziato proprio da ragazzo con grandissima passione e dopo aver alternato diverse esperienze di studio e di lavoro all'Italia e all'estero, sono arrivato a sviluppare la mia carriera nell'ambito delle compagnie alberghiere, quelle che vengono definite le hotel chain. Come diceva Enrica giustamente prima, la professione del food and beverage è una professione che richiede molte specifiche conoscenze ed è una compagnia che è anche, chiedo scusa, una professione che è anche abbastanza giovane per l'Italia. L'origine della professione è statunitense ed non esiste in effetti nemmeno quasi una parola che possa tradurre diciamo, la qualifica. Nasce in prima battuta negli States, nella ristorazione organizzata, per poi svilupparsi e consolidarsi in Europa e in Italia all'interno delle strutture alberghiere. Un ragazzo che si approccia al corso di Restaurant Business Management per poi in futuro, come io auguro, diventare Food and Beverage Manager, di cosa si dovrà occupare? Beh, ad oggi, ad esempio, nel mio caso, il mio lavoro consiste nell'occuparmi di ristorazione a tutto tondo, per cui per ripercorrere con una conferma di quello che avviene nel mondo del lavoro, quelli che sono stati i punti che ha specificato nella presentazione Enrica, potrei dire dall'elaborazione del budget del Dipartimento Food and Beverage alla scelta dei fornitori, l'elaborazione delle carte, dei menù, la definizione dei prodotti, l'elaborazione anche degli standard di servizio. Tutto questo chiaramente condito da una importante anche presenza nelle varie strutture alberghiere per essere di supporto alle direzioni e ai vari capi servizio. Per cui è un'attività che non si può sicuramente definire monotona, è piuttosto trasversale sia dal punto di vista della programmazione che dal punto di vista strategico che anche dal punto di vista operativo. Chiaramente nel fare un lavoro così strutturato uno deve avere un po' delle linee guida e personalmente la mia convinzione è la stessa che trasmetto ai ragazzi che occasionalmente incontro appunto grazie all'ITS. E ritengo che le aziende che operano nel settore della ristorazione e dell'ospitalità, per cui mi piace neanche ci fossimo messi d'accordo con la direttrice col direttore Scoperto, perché sto ripercorrendo un po' quello che ha detto lei come incipit di presentazione. Il successo delle aziende che operano nella ristorazione e nell'ospitalità dipende giustamente dalla capacità di concentrare e concertare gli sforzi di carattere
Andrea, non ti sentiamo, credo. Sì, scusate, intervengo anch'io. Temo che il dottor Grazie. Cartapacchi non ci senta e noi non sentiamo lui. Quindi bisogna Allora, che... nessun problema. Allora adesso lo facciamo chiamare al telefono, lo facciamo avvisare. Intanto io andrei avanti. Vediamo di avvisarlo. Se nessuno sente, io vi darei qualche informazione in più perché stanno arrivando un sacco di domande nella chat e allora io approfitterei per rispondere a qualche domanda dei ragazzi. Mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, le domande che arrivano sono le più diverse, poi mi avvisate quando Cartapatti si rimette in moto così io mi fermo. Le domande che arrivano sono rispetto alla possibilità di pernottamento e quindi delle borse di studio per gli alloggi. Allora devo dirvi questo, la Regione Veneto per la sede di Asiago ha stanziato in questi anni la possibilità di avere la cosiddetta residenzialità. Per un certo numero di corsisti c'è una copertura diciamo dell'alloggio per i mesi in cui si rimane in aula. Dall'anno scorso la Regione ha messo a disposizione una borsa anche per un altro corso che però va a rotazione tra gli altri. Mi viene da dire anche questo però, che in realtà i nostri corsi si tengono in località turistiche, dove notoriamente da ottobre a marzo, nostro periodo di aula, la stagione è bassa o praticamente nulla. Quindi è molto semplice trovare alloggio in queste località. Noi all'inizio del percorso mettiamo anche in collegamento i ragazzi tra di loro in modo che riescano a trovare alloggio insieme e mi piace sempre portare questo caso limite che è successo un paio d'anni fa nel corso di un corso hospitality di Jesolo, dove tutti i ragazzi, quasi tutti i ragazzi, 20 su 25, hanno trovato alloggio in un residence, quindi avevano 8 appartamenti nello stesso residence e avevano creato una piccola comunità, quindi l'alloggio non è un problema diciamo da identificare, da trovare o costoso da questo punto di vista. Silvia? No, non lo sentiamo ancora. Non lo sentiamo ancora. No. Allora io vado avanti con le domande, a rispondere alle chat, mi diverto. Allora, chat, le selezioni come e dove e quando? Allora, le selezioni si fanno indicativamente a settembre, adesso vedremo con questo anno accademico così anomalo che cosa succederà, ma sarete informati. Sarà più facile informarvi, ve lo dico subito, se vi preiscrivete in quel form che trovate nel nostro sito itsturismo.it. Non è un form vincolante in nessun modo, ma vi permette di essere aggiornati sulle novità rispetto ai corsi, alle selezioni e anche vi permette di essere chiamati nel momento in cui verrà fissata la data delle selezioni. Dove? Le selezioni vengono fatte nelle sedi dei corsi, quindi in ogni sede di corso avviene la selezione, ovviamente in giorni diversi perché ci sono persone che vogliono provare a entrare anche in corsi diversi, magari hanno il pallino dell'hospitality e vorrebbero provare se Jesolo o Bardolino, oppure possono provare anche due corsi diversi. Come? Selezione avviene in parte scritta e in parte orale. La parte scritta è un test a risposta multipla, quindi a domande chiuse, che verte sugli argomenti diciamo da maturità, cioè un po' di cultura generale, la dovete avere, un po' di inglese, un po' di informatica e un po' di turismo, ma come dico sempre, se avete sostenuto un esame di maturità, quel test non vi fa paura. Il colloquio invece è un colloquio di tipo motivazionale, lo citava prima Luca Boccato nel suo intervento, la motivazione per noi è la chiave d'accesso per noi ai nostri percorsi e per le aziende all'interno del loro organico. Il colloquio viene chiamato motivazionale proprio per questo, è una chiacchierata
la facciamo in italiano, poi ci scambiamo anche un po' di lingua, facciamo anche un po' di inglese, ma l'obiettivo per noi è capire quanta voglia avete di intraprendere un percorso di questo tipo. Come dico sempre, i formatori, ma li avete sentiti, li avete visti, noi li abbiamo e li abbiamo bravi. La motivazione non abbiamo nessuno che ve la può infondere, dovete entrare voi con un grande bagaglio di motivazione ed entusiasmo e allora lì sì, sarete le persone adatte per entrare nei nostri percorsi. Bene, se non ho altre indicazioni dalla regia io andrei avanti. Io sì. intanto farei salutare Andrea se riusciamo almeno a sentirlo. Sì, io penso adesso, forse c'è stato un problema, io vi sento. Oh, perfetto. Se vuoi concludere, Andrea, ti lascio i 3 Fino a minuti. dove mi avete sentito? Me lo dici, Enrica? Fino a dove... Stavi parlando, beh, hai fatto il tuo excursus sul tuo ingresso nel mondo della ristorazione e poi hai detto che stavi seguendo esattamente quello che dicevo io, neanche a farlo Sì, apposta. Quindi il mio esatto, incipit ok, era perfetto. assolutamente in Perfetto, linea. sì, perché citavo, ok, mi attacco subito e cerco di essere il più veloce possibile. Allora, sì, stavo seguendo l'escursus della presentazione che ha fatto l'Enrica proprio dicendo che oggi come oggi sono convinto che la ristorazione, il successo di ristorazione e ospitalità dipenda dalla capacità di concertare gli sforzi economici e gestionali. Ecco perché il percorso di formazione dell'ITS in merito al food and beverage, al restaurant business management, per cui al food and beverage, considera questi due aspetti. Chiaramente, oggi come oggi, una leva sicuramente importante è la passione. La passione nel settore della ristorazione è importantissima. È importantissima la passione, come è importantissimo l'impegno e l'esperienza. Lo studio è importante in questo momento, magari pregresso all'inserimento del mondo del lavoro, come è importante anche nei momenti successivi a livello di aggiornamento. È chiaro che l'ITS offre una chance molto importante ai ragazzi, in quanto gli permette di venire continuamente a contatto con professionisti che svolgono quotidianamente le attività per cui i ragazzi vengono formati, per cui i ragazzi veramente to date, live, possono conoscere come si stanno muovendo le aziende e in virtù di cosa determinate scelte vengono fatte. Chiaramente tutto questo percorso fa sì che i ragazzi acquisiscano, grazie allo studio, grazie a qualche altra attività che fanno, acquisiscano conoscenza, e la conoscenza è quella che poi forma la coscienza e insieme formano quella che è la consapevolezza che è sempre stata richiesta nel nostro settore, ma che in questo tempo, un po' complice quello che stiamo vivendo, ci viene richiesta ancora maggiormente, perché sicuramente quello che sta succedendo spaccherà in due questa era. Dovremmo sicuramente in futuro avere un approccio più sensibile e sostenibile, ma nella fattispecie della ristorazione dovremmo avere un approccio ancora più manageriale. La ristorazione dovrà continuare a essere poesia e creatività per come lo è stata sino ad oggi, ma dovrà essere concertata e supportata da una strategia manageriale. Ecco perché io anche ai ragazzi che ho incontrato ultimamente ho detto state seguendo ora un percorso che è corretto in questo identico momento. Dovremmo sempre più specializzarci tutti assieme, per cui chi è un po' più grande, non vecchio, ho detto grande, portare esperienza ai ragazzi e poi crescere insieme a loro e i ragazzi crescere per specializzarci, per tutti insieme andare quotidianamente a diventare sempre di più ambasciatori di una di quelle che è le ricchezze del nostro Made in Italy, che è la ristorazione, spinta da una biodiversità che abbiamo noi unica al mondo, che può raggiungere solo qui da noi delle espressioni uniche. Per cui per farlo e per concludere dovremmo scrivere delle nuove pagine. I ragazzi
saranno invitati, saranno loro proprio che scriveranno delle nuove pagine nella ristorazione, perché dovranno traghettare, aiutare noi a traghettare e poi a traghettare loro quest'era verso quello che sarà il futuro, verso quello che sarà l'innovazione. Mi piace pensare sempre, quando dico queste parole, mi piace fare un esempio molto molto semplice. Una gara ciclistica, quando un ciclista decide di staccare il gruppo e di andare in fuga, si alza sui pedali e inizia a pedalare. Benissimo, in quel momento, mentre inizia a pedalare, in fondo c'è l'innovazione, c'è il futuro, però ogni tanto il ciclista cosa fa? Si guarda alle spalle per vedere dove è rimasto il gruppo e lì c'è la storia. Io quello che dico sempre ai ragazzi: voi correte ragazzi, guardate al futuro ma non dimenticate mai da dove partiamo, perché abbiamo delle basi di formazione e una tradizione italiana che è unica. Per cui, concludendo, dopo questo piccolo esempio, io auguro a tutti una buonissima pedalata verso sempre migliori e più ambiziosi traguardi. Grazie, grazie Andrea del messaggio. Guardare avanti senza dimenticare la nostra storia e il nostro passato. Allora io adesso di ragazzi hai parlato, io di ragazzi ve ne presento ben due diplomati all'interno dei nostri percorsi. Il primo è Andrea Perazzo, che si è diplomato all'interno del percorso in Hospitality Management della sede di Jesolo. Benvenuto Andrea, io ti lascio la parola. Ti lascio presentarti e ti lascio anche con una domanda che magari interessa anche ai ragazzi che sono online in questo momento. Quali sono i motivi che ti hanno fatto scegliere ITS Academy Turismo Veneto? A te la parola. Grazie. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Andrea, ho 21 anni e nel 2019 mi sono diplomato presso il corso Hospitality Management presso la sede di Jesolo. Inoltre il secondo anno ho avuto anche la fortuna di vincere la borsa di studio messa appunto a disposizione dalla fondazione per il merito. Allora, tornando alla domanda, ho scelto ITS perché focalizza si specializza, ho scelto un connubio tra il mondo del lavoro e le ore in arte da docenti universitari e manager del mondo del lavoro, quindi consulenti del mondo del lavoro, appunto mischiate con le giuste ore di tirocinio aziendale, che può avvenire, come è stato spiegato, all'estero o in Italia. E anche perché garantisce un rapido ingresso nel mondo di quello che sarà il mondo del lavoro. Questo un po' velocemente, ecco. Grazie, grazie Andrea. Io la stessa domanda la rivolgo al tuo collega. Parlo di Mattia Boselli, diplomato nel corso Restaurant Business Management quando era a Bardolino, e quindi ti lascio presentarti e poi il motivo per cui hai scelto ITS Academy Turismo Veneto. Buonasera a tutti, io sono Mattia, ho 23 anni e mi sono diplomato anch'io l'anno scorso nel corso Restaurant Business Management, quando ancora era nella sede di Bardolino ai cari vecchi tempi, e anch'io come Andrea nel secondo anno di corso ho vinto la borsa di studio per merito che ci è stata gentilmente concessa dalla fondazione. E io essenzialmente ho scelto questo percorso perché è stato l'unico percorso che ho trovato che era focalizzato al 100% nell'ambito della ristorazione. Io vengo da una famiglia di ristoratori e adesso mentre vi parlo sono nel locale di famiglia che gestisco al momento, e quindi io cercavo un percorso formativo che mi desse la possibilità di vedere a 360 gradi tutti gli aspetti organizzativo-gestionali della struttura ristorante, e con ITS devo dire che ho trovato una valida alternativa. Benissimo. Allora, nel sondaggio che noi abbiamo lanciato poco fa è emerso che il contatto con le aziende è l'aspetto che interessa di più i nostri ragazzi. Quindi chi meglio di voi, eccolo qua, può testimoniare un argomento di questo tipo. Diteci qual è stata, prima chiedo ad Andrea, qual è stata l'esperienza durante il percorso che ti ha maggiormente segnato positivamente?
Ok, allora, sicuramente di esperienze che mi hanno segnato maggiormente sono stati i 2 tirocini. Il primo anno ho avuto l'opportunità con piacere di andare in Sardegna, in un villaggio di una catena nota di villaggistica e campeggistica del nord Italia che ha delle strutture in Sardegna, dove ho fatto il mio tirocinio presso l'ufficio di ricevimento, quindi alla reception del villaggio. Successivamente, il secondo anno, ho partecipato al bando per il progetto Erasmus Plus Trainship e ho vinto la borsa di studio per l'Erasmus e sono andato appunto a fare il mio tirocinio a Siviglia in un boutique hotel. Quindi il primo anno ho visto diciamo, una struttura turistica di un certo modo in un certo target di clientela e il secondo anno in un ambiente totalmente diverso, quindi Siviglia, una grande città, e una struttura ricettiva di un altro livello e comunque di un altro target. Il progetto Erasmus, volevo fare giusto un appunto, 2 parole in base a quello che era stato detto prima, è una selezione, quindi ci sono delle borse di studio che vengono messe a disposizione per gli studenti che vogliono appunto provare a vincere questa borsa di studio, viene fatto un colloquio motivazionale in italiano e in inglese, quindi una specie di esame, e ci sarà una graduatoria e ci sono appunto queste destinazioni che può essere Spagna, Germania, piuttosto che c'era Malta o Bulgaria. E niente, quindi è proprio un'esperienza a 360 gradi all'estero dove siamo stati catapultati nel mondo del lavoro, quindi nella cultura, diciamo, di un altro paese. Io ho scelto, ho fatto la richiesta di andare in Spagna, appunto, è stata accolta e sono stato molto felice, anche perché il progetto Erasmus è un progetto non solo che ti permette di andare a lavorare all'estero, ma anche di viaggiare e quindi essendo in una parte della Spagna, nella regione dell'Andalusia, dove ci sono molte città da visitare, quindi molte culture da scoprire, c'è la possibilità di viaggiare, di scoprire nuove culture e di conoscere nuove persone, oltre che migliorare la lingua, perché comunque con i colleghi si parlava lo spagnolo, che avevo già studiato, mentre con i clienti o inglese o tedesco, che sono state lingue che ho studiato e che con ITS abbiamo affrontato. E poi un'altra esperienza molto, diciamo, bella e che mi ha fatto aprire un po' di più la mente è stato il viaggio studio ad Amsterdam, il secondo anno, dove siamo andati a visitare, se si possono definire nostri cugini, diciamo, una simile scuola di, non ITS, però una simile scuola che focalizza i giovani nel mondo del lavoro. Quindi le esperienze che maggiormente mi hanno, diciamo, colpito, comunque mi sono rimaste molto, sono stati sicuramente i 2 tirocini e i viaggi studio. Beh, direi belle ricche e intense. Anche a te, Mattia, l'esperienza durante il percorso che ti ha colpito di più e segnato positivamente? Sì, io più che parlare di un'esperienza specifica, considererei più un'esperienza generale il fatto di aver potuto fare lezione con dei professionisti del settore, perché ogni professore ed ogni professionista che è venuto a farci lezione ci ha dato la possibilità di vedere il suo punto di vista leggermente differente da chi l'ha preceduto su una varietà di argomenti, e quelli che per me sono stati più interessanti sono stati tutti gli aspetti della comunicazione e del marketing legati alla ristorazione. Quindi abbiamo scoperto questo mondo fatto di una ristorazione che non è necessariamente pratica, e con pratico intendo lo svolgimento fisico del lavoro, ma è anche una ristorazione aziendale, manageriale, in cui è importante la pianificazione e la strategia studiata a tavolino, ed è importante anche in un secondo momento andare a controllare quelli che sono i risultati che si erano studiati a tavolino, se li si sta raggiungendo, in che modalità e con l'utilizzo di risorse come se lo si aveva pensato prima. Quindi ho scoperto questa passione mia personale per la comunicazione e per il marketing che sto portando avanti tutt'oggi e che senza ITS non avrei mai incontrato. E certamente sono stati utili anche tutto l'aspetto dei viaggi e le possibilità di Erasmus, ma penso che Andrea ne abbia parlato già Sì, in maniera esaustiva. tu fai il modesto, in realtà Mattia ha preso in mano le redini dell'azienda di famiglia, l'ha un po' rivoluzionata, ringraziando anche i genitori che gli hanno permesso di farlo e applicando proprio i concetti legati al revenue management, al controllo di gestione, al marketing, alla comunicazione e alla vendita, l'ha un po', come dire, riposizionata. Sì, se non ci fosse stato questo disastro di Covid, il primo anno Con facevamo più calma. 25%. Usciremo, certo, usciremo anche da questo. Vi rubo l'ultima domanda.
per Andrea, come hai potuto mettere in pratica nel lavoro attuale tutto quello che hai imparato durante il percorso in ITS? Allora, sicuramente le unità formative di inglese e tedesco, quindi come sono state trattate le lingue nel corso Hospitality, appunto, con una microlingua settoriale, quindi prettamente per il settore del turismo e dell'ospitalità. Un esempio, ad esempio, appunto, con la professoressa di tedesco abbiamo fatto tutta la parte di lettere commerciali, piuttosto che di check-in e check-out proprio fisicamente, quindi tutta la parte che non sapevamo, perché comunque dalle superiori non è che fossimo così diciamo studiati riguardo alla materia turistica e della microlingua settoriale, l'abbiamo fatta appunto nei due corsi inglese e tedesco, quindi questi nel mondo del lavoro, comunque nelle esperienze lavorative mi sono serviti molto. E anche il modulo di tecniche di comunicazione, che è stato un modulo interessante e simpatico perché ci siamo appunto confrontati facendo anche delle scenette per capire come trattare l'ospite e come posizionarsi proprio fisicamente, ad esempio dietro la reception piuttosto che da clienti o appunto da direttori, quindi come entrare nel mood di questo settore, di questo lavoro. E ovviamente per il lavoro che sto facendo io adesso, queste due, le lingue, tecniche di comunicazione, piuttosto che il laboratorio di ospitalità e accoglienza, quindi ICT per il front office. E queste sono state quelle materie, quei moduli che mi stanno accompagnando quindi adesso. Molto bene, molto bene. Invece per Mattia, quello che hai imparato durante il percorso e che ti è servito di più e che usi anche oggi? Ma il vero valore aggiunto per quanto mi riguarda è appunto, come dicevo nella risposta precedente, l'aspetto della comunicazione e del marketing legati al settore della ristorazione, ed in particolare in un momento complicato come quello che stiamo attraversando mi sono reso conto dell'effettiva validità di quello che avevo studiato in aula, perché senza le competenze e le nozioni che mi ha dato ITS probabilmente adesso non sarei riuscito ad impostare un servizio di consegna a domicilio ed una serie di strategie social e non solo social che stanno dando una grande mano all'azienda a rimanere sana ed in piedi in questo momento complicato. Però devo dire che tutti i giorni, nel momento in cui si presenta un problema al lavoro, averlo già diciamo, visto nella teoria e durante il percorso di ITS è una grande mano, ti dà una sicurezza che sicuramente non avrei avuto. Grandissimo messaggio, grandi messaggi belli quelli che arrivano da questi due ragazzi che ringrazio davvero tanto. Nel frattempo noi avevamo lanciato un sondaggio su come voi all'ascolto siete venuti a conoscenza del percorso ITS e la maggior parte di voi ne ha sentito parlare nell'orientamento a scuola. Bene, a tal proposito io vi dico che su maggio faremo altri 4 Open Day in modalità webinar tutti i giovedì di maggio alle 16:30 ci troverete online appunto per parlarvi con un format simile a questo di ITS, con giovani ovviamente diplomati e anche con qualche corsista e con professionisti del settore. Ecco, io lascerei, sono già alle 18:06, quindi corro verso la fine e la chiusura. Le date ve le ho dette, il sito ve l'ho dato, vi ho consigliato di pre-iscrivervi per ricevere le informazioni. C'è una piccola novità che probabilmente dal prossimo anno accademico avremo addirittura una sede tutta nostra nella città di Jesolo, quindi veramente un quartier generale dedicato con uffici, aule 4.0, e quindi vi invito a rimanere collegati a noi. Abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un profilo Instagram, un canale YouTube, quindi siamo assolutamente rintracciabili. Io adesso mi chiuderei i miei saluti partendo da Luca Boccato e Andrea Cartapatti, che ringrazio davvero tanto per essere stato con noi e per aver portato una testimonianza di prima mano così importante e di valore. Ringrazio i ragazzi Andrea Perazzo e Mattia Boselli perché sono stati veramente una spinta sprintosa per concludere questo collegamento e ringrazio ovviamente chi ci ospita. Silvia Oliva, Fondazione Nord-Est, che ci ospita in questi format, ci dà non solo l'accoglienza e lo spazio, ma gestisce anche da regia tutta quella che è il collegamento.
E infine ringrazio tutti voi per la partecipazione a questo primo grande Open Day ITS Academy Turismo Veneto. Silvia, lascio a te. Volevo anch'io ringraziarvi tutti, è stato sicuramente un incontro interessante, ho sentito delle bellissime parole chiave che come ricercatrice io riassumerei in pochissime cose, veramente il tema della formazione, della competenza, ma anche il tema della passione. Ho sentito anche parlare di poesia e passione e non è cosa da poco, e poi mi è piaciuto tantissimo questo collegamento che ho sentito tra gli imprenditori e i ragazzi, questa idea che insieme si costruirà il futuro. Quindi direi che la mia idea iniziale è che l'ITS sia veramente il luogo di crescita e il luogo per la costruzione del futuro di questo territorio è stata riportata oggi in modo fortissimo. Ringrazio anch'io voi di averci dato la possibilità di ospitarvi e ci vediamo alle prossime occasioni in maggio. Grazie e buon lavoro a tutti. Arrivederci.